iniziamo che avremo già delle immagini da vedere. Ovviamente inizialmente sono le immagini registrate, siamo già a un paio di ore di gara. Queste sono le immagini che vi fanno vedere da dove vi stiamo parlando. La terra dei medici, come vi abbiamo detto, la Medicia è la denominazione della gara giunta alla seconda edizione. Un bel parterre dei Roi quest'oggi al via, 151 gli atleti al via dei 175 iscritti, un percorso tipico toscano se così lo vogliamo definire, perché è un percorso vallonato, un circuito da ripetere per 7 volte che stavamo analizzando un po' prima di entrare in diretta con Giacomo. Più che altro chiedevo io consigli a lui. Più o meno possiamo dire che lo spauracchio di giornata potrebbe essere lo strappo della Parita? Sì, in effetti sì, già l'anno scorso fu lo strappo dove atleti che provarono a fare l'azione finale come Corradini, poi ripresi proprio agli ultimi 2 chilometri, però diciamo che l'altimetria non c'è esattamente perché gli strappi che sono non sono così duri. La Parita potrebbe essere un trampolino per chi ci vuole provare, la strada da lì, da Toiano verso l'arrivo tende sempre a salire, quindi sarà nel caso uno sprint atipico. Stiamo vedendo le immagini della partenza e del ritrovo. Ricordiamo velocemente coloro che daranno vita a questa manifestazione, mentre intanto dalle immagini registrate vediamo appunto le immagini della partenza. Aperto le iscrizioni la squadra vincitrice dell'ultima edizione, la General Store, poi il team Kubeka, la Monex Pro Cycling Team, l'Unione Ciclistica Monaco, la Nazionale Ucraina, la 00, la Zalf, la Work Service, la Pistoiese, la Corratec, la Maltinti, l'Opla Petroli Firenze Don Camillo, la in Emilia Romagna, la Mastro Marco, l'MGK Vis, la Park Pre Racing Team, la Polisportiva Tripetetolo, la Colpac, la Gragnano, la Futura Team, il Cycling Team Friuli, la Carnovali, la BS Carrera, la Malmantine, la Beltrami, la D'Amico e la Aran Cucine. Elenco velocissimo, ma ci sembrava giusto dare almeno la denominazione di coloro che hanno preso il via, almeno le squadre che daranno vita a questa gara. Abbiamo visto anche una premiazione dal primo cittadino di Cerreto Guidi prima di partire. Un percorso, dicevamo Giacomo, tipicamente toscano, infatti anche i primi chilometri hanno vissuto su alcuni tentativi che però non hanno visto grande risultato. Un fattore che magari dobbiamo tenere in considerazione quest'oggi è il primo caldo? Sì, in effetti potrebbe fare un po' la differenza, un percorso come hai detto te Elena, molto diciamo tipico toscano, molto vallonato, molti sali e scendi. È ancora aumentato, il vantaggio è superiore ai 2 minuti all'ultimo rilevamento tempi, ma il nostro cronometro sta continuando ad andare. Quando proprio la testa del gruppo transiterà di fronte a noi riusciremo nuovamente a dare il tempo. Non è difficile però immaginare che sia aumentato molto il vantaggio, anche perché continua a vedere le formazioni dei compagni che hanno davanti, la Kubeka, la Work Service, nessuno ovviamente delle altre formazioni come la Zalf che mi sta sorprendendo, la Colpac, che non stanno organizzando ovviamente niente in questo momento, quindi sono rimaste un po' lì ad aspettare, però è un percorso che bisogna stare attento perché può cambiare da un momento all'altro. Perché come avete visto anche dalle immagini con la Moto 1 che seguiva la testa della corsa, anche una volta terminato l'arrivo, cioè insomma il passaggio dall'arrivo, la strada continua a salire, tutto un continuo mangia e bevi come si dice in gergo, e quindi non bisogna davvero sottovalutare il percorso. Eccolo il gruppo che ha fatto ingresso nel rettilineo finale, dove è esposto il cartello che indica 3 giri alla conclusione. A breve anche il gruppo transiterà all'altezza del nostro rilevamento tempi, 2 minuti e 20, quindi è ancora leggermente aumentato, 2 e 20 il ritardo del gruppo. Siamo tornati intanto sulla testa della corsa con i 6 atleti al comando. Sembra che sia un po' tornato l'accordo, adesso si è messo in ultima posizione Vignato, forse a spronare gli altri che non volevano dare cambi. Probabilmente sì, questa è la strada che porta nella discesa di Cerreto, poi si va verso Lazzaretto, la Stella di Vinci, Mastro Marco, la strada che riporta poi verso la Parita e Toiano, quindi questo è il tratto un po' decisivo della corsa nell'ultimo giro, è quello che ovviamente se nel caso ci fosse gruppo compatto è lì che si decide per tenere il gruppo più compatto, perché la strada da Lazzaretto tende sempre a salire con lo strappo finale di La Parita. Secondo te dallo strappo della Parita, anche se uno piazzasse la cosiddetta botta vincente, il gruppo sarebbe troppo, è una domanda stranissima, il gruppo sarebbe troppo attento, sa che lì ci sarà l'attacco e quindi non lascia andare nessuno? Meglio anticipare ancora di più volendo?
Il problema è che il momento per attaccare mi viene da dire che sul lazzeretto ci arrivi praticamente, ora come se le immagini ce lo permetteranno di vedere, praticamente dalla fondo della discesa di Cerreto ci arriva praticamente di slancio, quindi il primo tratto di lazzeretto lo fai a velocità veramente fortissima, piazzare un colpo lì è difficile. Lo puoi provare a fare dopo il primo strappo quando svolti a destra, che la strada tende sempre a salire fino alla Stella di Vinci, se c'è un attimo di controllo, da dietro una botta veramente secca e allora lì puoi prendere quei 100 metri, però devi avere un bel motore sicuramente. E soprattutto forse ci vogliono troppe variabili affinché la cosa possa andare. Sì, anche perché bisogna vedere come ci si arriva, perché magari arrivi, c'è una formazione davanti che sta tirando a doppia velocità, quindi bisogna un po' vedere tutte le varianti del momento. Ecco, questo è il momento che dicevo, qui si arriva a doppia velocità perché ora c'è il semaforo, si attraversa e c'è praticamente lo strappo di lazzeretto che lo fai a velocità, anche se qui c'è un piccolo tratto di strada. Sì, quello di lazzeretto forse non strappo è anche troppo come definizione, per dirlo io. Dal gruppo intanto è uscito un altro atleta di una formazione che sicuramente sulla carta è molto attesa, il Cycling Team Friuli, Gabriele Petrelli, al cui inseguimento sembra che si stiano portando uno in maglia colpa che un altro in maglia Zalf. Dicevamo è diminuito ancora comunque il vantaggio dei 6 atleti al comando, 1,50 all'ultimo rilevamento tempi, ma di fatto tutta la testa della corsa del gruppo, scusate, si riporta su questi 3 atleti che si erano avvantaggiati di fatto tornando compatti. In penultima ruota Bortoluzzi sui pedali, parlavamo appunto della sua formazione con Bosini dell'Opla a chiudere questo drappello, poi ancora avanti dovrebbe essere Abrea sì, della Cubeca, poi Vignato e poi riconosciamo anche Motti sulla testa e ovviamente non può mancare Ojeda della Maltinti. Questo il sestetto l'abbiamo ricordato visto che avevamo anche l'avevamo ribattezzato, diciamo che erano 6, nominavamo 7. Sì, io avevo 5 a matematica, ma si vede. Quindi giustamente ci sembrava corretto ripetere chi sono i 6 atleti che stanno componendo la testa della corsa. Sì. Continua ad essere buono l'accordo nonostante cominci a vedere un po' di fatica su questi ragazzi. Sì, nonostante la fatica l'accordo è buono. C'è chi pedala meglio, chi pedala peggio, questo è chiaro. A me ad esempio la pedalata di Bortoluzzi non piace particolarmente, mi sembra molto affaticato. Intanto sul gruppo sono ritornati, vanno un po' a scatti quelli della colpa che è oggi, perché prima c'era Balestra, poi si era tolto, poi Ambrosini si era tolto, ora è arrivato un altro, insomma piano piano stanno arrivando. Chiaramente se vogliono chiudere hanno un giro per chiudere, perché poi si rischia di andare troppo in là. In questo momento mi sembra sia Meris, se non sbaglio, a fare l'andatura. Allora, forse gli atleti della Colpac speravano di trovare qualche altra formazione a dare manforte in questo tentativo, cioè non vogliono avere tutto sulle proprie spalle. La tattica si vede da qui, un atleta Meris a fare l'andatura e dietro 3 atleti work service ovviamente a rompere i cambi. Tatticamente la work service si sta muovendo, devo dire, alla perfezione, sin dal primo giro, quindi controlla l'azione del proprio compagno finché ci sarà un atleta da solo. Per quanto forte possa tirare, per quanto più energie sicuramente abbia Meris rispetto agli altri davanti, il vantaggio scenderà piano piano, ovviamente non di botto come invece 2 o 3 formazioni che tirano contemporaneamente. Decisamente sì. Intanto siamo a meno di 5 km dal passaggio per la testa della corsa che continuiamo a vedere inquadrati, quindi come detto quando la corsa ritransiterà noi faremo nuovamente una situazione dei tempi. All'ultimo rilevamento i 6 atleti che vediamo inquadrati avevano 1 minuto e 35 secondi nei confronti del gruppo che fa un po' l'elastico, va un po' a scatti il gruppo, e questo si sa che ha tutto beneficio di chi vediamo inquadrati. In questo caso è proprio Abrea della Cubeca. Eccolo quello che a te non piace come pedala. Perché? Spiegamelo. A me ignorante. Prima lo vedi affaticato? Ora ovviamente siamo in un tratto di strada diverso, però prima su uno degli strappi che ha preceduto questo tratto di strada l'ho visto pedalare un po' più affaticato, un po' più pesante, l'ho visto rispetto agli altri. Vedevo Vignato pedalare abbastanza bene nonostante si fosse in uno strappo in salita. Eccolo qui quello che dicevo del forcing di una formazione, ed eccolo qui che c'è stato il forcing
forcing della formazione, sta in questo momento forzando l'andatura Meris della formazione della Kolpak. No, vediamo adesso decisamente aumentata l'andatura sulla testa del gruppo, perché lo vediamo adesso in lunga fila indiana e anche sembra addirittura che si possa frazionare, sembra che ci sia un po' di frazionamento dopo i primi 20-30 si è girato, atleti. sì, intanto si è girato nella zona di Toiano per tornare, quindi c'è stato il forcing, come abbiamo detto, sull'apparita per provare a venire via, per forzare ovviamente. Il gruppo veramente rischia di spezzarsi, perché poi avete visto anche te, Elena, il gruppo è in fila indiana. Sì, l'avevamo visto proprio che ci poteva essere proprio un po' di luce tra un drappello e un altro, e sicuramente questo è il momento in cui ci aspettavamo che succedesse questo. Intanto i buoni 6 atleti al comando stanno continuando la loro marcia di avvicinamento verso il passaggio dalla zona arrivo, dove mancheranno 2 giri alla conclusione. Esatto, giusto? esatto, 2 giri alla conclusione, 2 tornate, sono gli ultimi 44 km, quindi è qui che la corsa si decide. Vedremo quando passeremo sotto il traguardo, sarà molto importante vedere il vantaggio, se è salito, se è sceso, se è rimasto stabile, perché in questa tornata secondo me il gruppo deve andare a chiudere, perché dopo rischi di giocarti delle carte che non ha involato, ovviamente, non ha involata. Questo è un po' un equilibrio precario, perché Esatto. si deve anche rischiare di perderla per provare a vincerla, e quindi adesso stiamo seguendo giustamente i 6 atleti al comando, con Meris che probabilmente non si sente sicuro, continua a voltarsi l'atleta della Kolpak, che adesso occupa l'ultima posizione di questo drappello, tratto di strada favorevole, quindi gli atleti ne hanno approfittato anche per bere, per rifiatare un attimo, per quanto sia possibile farlo negli ultimi 10 km di gara. E comunque bello questa azione, pregevole, e comunque sicuramente non c'è da sottovalutare questo tentativo, cosa che forse stanno facendo nelle retrovie. Sì, ora sono arrivati anche gli atleti del team Almantile, chiaramente in aiuto di Peschi. Loro stanno lavorando per la loro ruota veloce. Se rientrano, cioè il gruppo non è più folto come prima. Vediamo che è proprio in fila indiana. L'importanza ora è, nel caso in cui si riformi il gruppo compatto, rimanere nelle prime posizioni del gruppo, perché la strada è stretta, stretta. Sì. C'è da dire che gran parte di queste ormai l'hanno vista, nel senso, uno dei pregi di fare un circuito che si ripete per 7 volte, come in questo caso, è che sia il rettilineo finale, che è particolare, sia tutto il percorso non è mai una scoperta, perché ormai l'hanno fatto per 7 volte, quindi ormai sanno di dove vanno a parare. Rimane più o meno invariato il distacco, 15 secondi ci informa la regia per quanto riguarda il vantaggio di questi atleti, che adesso torniamo a vedere nei confronti del gruppo che abbiamo appena lasciato. Io comincio a pensare che sia piuttosto complicato andare a riprendere questi 6 atleti, soprattutto perché, non tanto perché il margine è grande, perché 15 secondi in teoria sono facilmente recuperabili, ma più che altro perché qui c'è tanto accordo, dietro non ce n'è. Ce n'è un atleta che ci prova, e una volta ovviamente esaurito il suo compito non ce n'è un altro pronto. Quindi la vedo piuttosto complicata. È difficile veramente, anche perché la Kolpak, che poteva essere la formazione che collaborava in testa al gruppo, ha un atleta davanti che è Meris, quindi non collaborerà più. La Opla non ha interesse a tirare. La General Store ha lanciato forse il corridore su cui faceva affidamento all'attacco, quindi si crea quella situazione perfetta per i fuggitivi e non perfetta per il gruppo, anche perché qui spariscono, come si è detto anche prima, dalla vista del gruppo. Infatti lo stavo per dire, questo è quel stato di strada che anche poco fa ci dice, nel giro precedente ce lo dicevi Giacomo, è favorevole a chi ha il comando, perché curve e controcurve spariscono dalla visuale del gruppo, e quindi non hanno neanche un punto di riferimento, per quanto immagino i mezzi al seguito, moto e quant'altro potrebbero comunque dare un piccolo riferimento a chi sta inseguendo. Adesso Meris è passato a fare la lettura con Parisini che chiude questo drappello, non cambia la situazione, ancora 15 secondi il vantaggio dei 6 atleti al comando nei confronti del gruppo che adesso vediamo inquadrato. Allora, la sensazione è che il gruppo stia andando, nel senso, non possiamo dire che il gruppo va piano, certo. Però evidentemente, sto dicendo un'ovvietà, essendo sempre il distacco 15 secondi, stanno andando alla stessa velocità. Esatto, stanno andando veramente forti. Ora sono gli atleti della Mastro Marco che stanno facendo l'andatura in testa al gruppo. Bisogna un po' vedere come andrà anche a finire. 15 secondi
sono pochi, sono tanti, bisogna anche un po' vedere, probabilmente come hai detto stanno andando alla stessa velocità perché per rimanere invariato il vantaggio. Lo dicevo prima, non sono brava a matematica, ma fino a qui ci no, arrivo. certo, Fino a qui me la cavo, ecco. E quindi giustamente con le nostre telecamere torniamo sulla testa della corsa. Adesso Parisini si mantiene in ultima posizione. Probabilmente non so se in questo tratto si sono voltati un po' a destra, riescono volendo a vedere chi sta arrivando, perché in un paio sia Busato che Parisini si sono voltati sulla destra. Forse è un tratto di strada che gli permette di vedere com'è la situazione alle spalle. Sì, se vogliono possono anche un attimino vederli un po' distanti, però, quindi può darsi. Però vedo che stanno andando veramente bene, e non sarà facile andarli a chiudere sicuramente. Dovranno lavorare molto e questa è una situazione, come si era detto, la famosa situazione del caos. Quando ho avuto paura di quello che potevi dire. La situazione del caos dove praticamente si pensa di poter controllare la situazione, ma come si sta vedendo sono la Mastro Marco che ci sta provando a chiudere, ma non è assolutamente facile. Adesso è la Corratec che prova a venire via in questo finale. Ebbene sì, adesso altre formazioni si fanno vedere sulla testa del gruppo, però sembra essere sempre invariato il distacco. 15 secondi. Si volta ora sulla strada principale, siamo nella zona di Toiano, si va verso l'arrivo, quindi ora è qui che si decide la corsa. Parisini si mantiene sempre in ultima posizione, non sono sicuri i 6 al comando, non fanno che voltarsi, non fanno che guardarsi alle spalle perché sanno che non possono dormire sonni tranquilli. Adesso probabilmente avremo un nuovo rilevamento tempi, adesso un altro atleta appunto diciamo del team Corratec che sta provando a smuovere le acque, ma praticamente è tutta l'avanguardia gruppo che si riporta su di lui. E siamo a meno di 4 km dalla conclusione, dovrebbe essere mai in vista dei 3 km alla conclusione per quanto riguarda almeno i 6 atleti alla comando, quindi è un finale tutto da seguire. Eccolo il cartello che indica 3 km alla conclusione per i 6 atleti alla comando. Adesso è Creti che passa a fare l'andatura con Busato alla sua ruota, poi è Billy che sta rinvenendo. Adesso proviamo con la nostra telecamera, sono lì. È questione forse di 200 metri, neanche il distacco, quindi vedremo se qualcuno di questi 6 atleti proverà un nuovo colpo, proverà a piazzare la botta o se tutto il gruppo rinvenirà su questi atleti e quindi si aprirà nuovamente un nuovo scenario per quanto riguarda la gara. Sì, anche perché è un tratto di strada questo che non permette di sparire come prima, hanno anche la situazione visiva, quindi possono vederli in lontananza. Ora sono gli atleti della MGK Vis che stanno facendo l'andatura sulla testa del gruppo. Non è facile andarli a chiudere, ma comunque sia li vedono ed è una cosa molto importante. È un punto di riferimento importante per chi sta inseguendo, però sicuramente e giustamente i 6 atleti stanno continuando nella loro azione. Non è sicuramente il momento di tergiversare o di pensare, è solo il momento di spingere al massimo sui pedali, almeno per quanto riguarda i 6 atleti al comando. È sempre questione di 12-13 secondi. Li vanno a chiudere perché si sono voltati, qualcuno ha già smesso un po' di dare il suo apporto all'azione, li vedo parecchio vicini, veramente vicini. Secondo me li potrebbero andare a chiudere. Sono sempre stabili ovviamente, Elena, però sono lì. Siamo a quasi 2 km dalla conclusione e il margine è inferiore ai 10 secondi. Veramente trepidante questa conclusione, tutta da gustare. Noi lo potremo fare in diretta grazie alle nostre telecamere, quindi speriamo anche di tenervi compagnia in questo pomeriggio finale veramente incertissimo, perché sembrano sempre sul procinto di essere riassorbiti 6 atleti al comando, ma il gruppo rimane sempre lì. Fa paura al gruppo visto così, perché sembra proprio una massa che sta arrivando sui 6 atleti al comando, e quindi sicuramente possiamo dire che è quasi già partita la volata, una lunghissima volata verso l'arrivo, perché i 6 atleti al comando giustamente non ci stanno a farsi riprendere, quindi stanno insistendo nella loro azione. Il gruppo sta provando a rientrare, questione forse di qualche decina di metri il margine tra gli atleti e il gruppo, e adesso continuano a voltarsi, non sono sicuri, qualcuno ha smesso di pedalare, qualcuno sta continuando. Vedo Parisini poco convinto, mentre vedo molto convinto l'atleta della formazione della BS Carrera, Martin Svlecek, che sta provando ancora l'azione. Lui ci prova a rilanciare l'azione, però vedo che Meris a questo punto la Kolpak prova su un'altra carta, perché così il gruppo vicino
lui che non dà il cambio, può darsi che la Colpac possa provare adesso ci prova Billy, esatto. dell'Unione Ciclistica Monaco, ultimo chilometro, ultimi 1000 metri con il gruppo che sembra sempre essere in procinto di riprendere 6 atleti al comando, ma che rimane sempre a quelle decine di metri di distanza. Forse hanno perso qualcosa. Infatti la nostra telecamera si riposiziona a fianco dei 6 atleti alla comando con Svrček che si mantiene in ultima ruota e ovviamente continuano ad avvoltarsi, perché anche noi siamo curiosi di sapere dove possa essere il gruppo. È un'ambivalenza questa. Se si controllano è finita, se si controllano è veramente finita. Ah, c'è stata una caduta. No, c'è Umbri, vedo anche una maglia della formazione della Hopline in questo momento. Dovrebbe essere Fiaschi. Peccato. Ecco, la ruota veloce del team della Hopla, veramente dispiace vederlo lì in terra, tra l'altro lo vedo sempre lì, gli sono caduti addosso. Per fortuna sembra tutto senza particolari conseguenze, sì, quindi per fortuna rassicuriamo. La frenesia della volata è costata la... E questo potrebbe però favorire chi si trova sulla testa della corsa, esatto. Perché magari nel gruppo Fiaschi sicuramente era nelle posizioni di testa, perché doveva fare la volata. Esatto. Quindi potrebbe favorire chi si trova sulla testa della corsa. È già lanciata la volata, è Busato sulla testa, ma rinviene anche Svrček. No, Parisini. Ecco, appunto, allora dovrebbe essere Parisini in prima posizione, poi dovrebbe essere secondo, potrebbe essere Cretti e terzo Svrček, ma veramente ve la diamo non col beneficio del dubbio, ma di più. Esatto. Quindi Parisini la volata. Sì. Allora, credo Giacomo tu possa andare per andare a prendere... Ti lascio per andare a fare le interviste. Quindi io lo volevo qui Giacomo perché così mi poteva aiutare per fare l'arrivo, eccolo là. Allora, Parisini in prima posizione dovrebbe essere Svrček in seconda e terzo dovrebbe essere Busato. Questo dovrebbe essere in modo ufficioso. Ringraziamo la regia per questo fermo immagine che ci ha permesso di vedere nuovamente l'arrivo. Praticamente il gruppo è rientrato sugli atleti al comando sotto lo striscione di arrivo. Nicolò Parisini, Team Kubeka, allora sei stato il promotore della fuga finale, ci avevi pensato ad attaccare proprio lui, vieni da un momento positivo per te, questa vittoria è un urlo liberatorio? Sì, guarda, non ho parole perché sono uscito dal Tour di Bretagna che stavo veramente bene, domenica al Marmo avevo una gamba pazzesca ma ho avuto problemi intestinali sull'ultima salita e mi sono dovuto staccare e ho passato una settimana brutta perché ero giù di morale. Oggi ho detto ho tutto o niente, ho attaccato sulla salita, avevamo programmato col mio DS Nieri di provare a dar tutto sull'ultimo strappo, siamo rimasti in 5 e poi sapevo di essere il più veloce, avevo una gran gamba e sono contentissimo. Francesco, grande prova per te, anche oggi l'hai mancata di poco quella vittoria dopo il Marmo. Diciamo che il secondo posto del Marmo mi era rimasto un po' indigesto. Oggi pensavo fosse fatta e mi è passato gli ultimi 10 metri, però è andata così. Speriamo che prima o poi arrivi questa vittoria e faccio i complimenti a Parisini perché è andato molto forte. Martin Svrček, BS Carrera, congratulazioni per questo podio, sei riuscito a entrare nella fuga giusta e a giocarti la vittoria finale. Sì, nell'ultima ho cercato di giocarmi le mie possibilità al meglio, nell'ultima settimana avevo buone sensazioni e ci tenevo a fare molto bene oggi. Vai pure al podio e ancora congratulazioni. Grazie mille. Siamo con il primo cittadino di Cerreto Guidi, Simona Rossini. Allora, è la seconda edizione di questa gara, però quest'anno è stata ancora più bella perché c'è stato il sole e il pubblico soprattutto. Una bella iniziativa. Sì, davvero. Allora, l'anno scorso ci eravamo ripromessi di provare a dare continuità, non è stato semplice perché poi l'annata è stata molto complicata per tutti, ovviamente anche per lo sport, però credo, come dicevamo prima, che possa diventare davvero una bella manifestazione da ripetersi tutti gli anni, quindi ormai l'appuntamento è questo, è maggio ed è Medicea, attraversa tutto il nostro territorio per cui siamo orgogliosi, è una bella immagine che diamo di Cerreto e soprattutto c'è da ringraziare gli organizzatori perché fare manifestazioni del genere non è scontato, ci sono tante persone che hanno lavorato, promosso, sostenuto e come amministrazione siamo contenti perché portare più di 150 corridori under 23 non credo sia una cosa da poco e quindi poi oggi era caldo, era faticoso, era tutto, però hanno dimostrato di essere grandi professionisti e noi speriamo di ritrovarli l'anno prossimo. Saverio Metti, presidente del comitato regionale toscano, allora qua la seconda edizione di una gara come quella della Medicea, provata l'anno scorso, bisogna dire che il bis è stato ancora più bello.
Effettivamente è stata una giornata splendida. Il percorso dà la possibilità di vedere tante volte i corridori. È stata una giornata bella come clima, ma anche come pubblico, perché ce n'era tanto a vederla. Il lotto dei partenti era molto qualificato, quindi era una gara nazionale e è stata bella, bella, bella. Poi tirata fin dall'inizio, alla fine è venuto fuori questa fuga che non ci credeva quasi nessuno, ci credevano loro, ci hanno creduto fino all'ultimo e ha vinto probabilmente il più veloce, quello che se l'è meritato. Però sono contento anche che sia comunque tesserato per una società toscana, un po' di campanilismo, poi in questo momento che riusciamo nelle gare nazionali a ingranare poco, vincere con una squadra toscana è importante. Faccio complimenti veramente agli organizzatori, a tutti quanti, perché hanno messo su una gara che secondo me nel tempo poi diventerà una classica e sono contento, soddisfatto. L'attività sta andando avanti come organizzazione di gare, siamo penso abbastanza contenti e quindi niente, andiamo avanti così. Siamo con il presidente della Enjoy Cycling, Rossano Bianconi. Allora, l'anno scorso ci avevate provato con la prima edizione, un esperimento. Quest'anno la seconda, tanti partenti, siete riusciti in tutta anche quest'anno? Sì, diciamo di sì, con tante problematiche, più che altro l'anno scorso, il discorso di questa pandemia, che però penso di essere riusciti a fare un buon lavoro. Quest'anno credo ci si sia ripetuti. Ecco, ovviamente dietro ci sono anche l'aiuto lo dicevamo prima, di tante persone che vi hanno dato una mano agli incroci, a quello, anche all'amministrazione comunale che ovviamente vi ha dato una grossa mano. Sì, tanta gente. C'è una preparazione dietro una manifestazione di genere notevole. Si ringrazia tutti coloro che sono intervenuti a darci una mano, perché ce n'è bisogno. Effettivamente per organizzare una manifestazione così bisogna essere in tanti.